questo è un intervento finanziato interamente dalla Regione con 700.000 euro e è un bacino di laminazione, ha lo scopo di trattenere l'acqua in quest'area, nell'area agricola, evitando che l'acqua possa creare dei danni nella parte residenziale, come è successo appunto in passato. L'ultimo episodio nel giugno 2018, quando l'esondazione del Valbona provocò allagamenti e problemi, un evento traumatico, lo ricorda il comitato di cittadini, nato subito dopo e presenta il taglio del nastro di quello che può essere definito un mini bacino di laminazione. L'opera è stata realizzata in un solo anno tra il 2021 e il 2022, un manufatto in calcestruzzo armato dotato di un sistema di porte vinciane in acciaio inox, ma per l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Botaccin rappresenta molto di più. Ed è anche l'esempio di cos'è un bacino di laminazione. È un'area che è costeggiata da un argine in terra battuta, non ci sono colate di cemento, e all'interno della quale si continua a mantenere esattamente quello che c'era prima. Il vigneto c'era prima, il vigneto c'è anche adesso. È chiaro che quando il corso d'acqua si alza sopra un certo livello e non riesce più a contenere la piena, per evitare che esondi in sinistra si fa allagare quest'area in maniera controllata, e quando poi è passata la piena poi si svuota anche quest'area. L'intervento rientra all'interno di un piano più ampio contro il dissesto idrogeologico che riguarda altre zone del Veneto, coste comprese, per un investimento di 3,5 miliardi di euro, anche con la collaborazione dell'Università di Padova.